Buon pomeriggio a tutti, benvenuti all'Ippodromo Arcoveggio di Bologna. Sono prossimi al via i partecipanti alla prima corsa, una prova per maschi di 2 anni, non vincitori di 1000 euro in carriera. 10 al via l'1 Furio MTT, Lorenzo Baldi, 2 Fahrenheit Griff, VP dell'Annunziata, 3 Forever Fly, Francesco Tufano, 4 Fadec Letiz, Marco Stefani, anzi Alberto Garruto, 5 Flying Dance Marco Stefani, 6 Fra Danilo Pax Salvatore Valentino, 7 Flashpoint Call Marco Volpato, 8 Fulmine SM Gabriele Ballotta, 9 Fetonte SL Andrea Vitagliano, 10 Freyer di Venere Antonio Di Nardo. La macchina accelera e li lascia con veloce Furio MTT che prova a difendere il comando e lo steccato dall'attacco esterno di Flying Dancer, quale insiste in mezzo alla pista. Allo steccato c'è Fahrenheit Griff che prova a difendere la seconda posizione da Fadec Letiz, rimane in mezzo alla pista per il momento Flying Dancer che deve ripiegare e prendere la seconda pariglia, mentre in coda ha sbagliucchiato numero 8 Freyer di Venere. Fulmine SM è squalificato. Si va sulla retta opposta alle tribune con una frazione in 15 a partire. Si completano ora i 400 metri di corsa in 34. Furio MTT al comando, seconda posizione per Fahrenheit Griff, la terza alla corda per Fetonte SL che si infila all'interno di Fadec Letiz e Flying Dancer, mentre va a fare la terza pariglia esterna Flashpoint Call. Alla retroguardia prova a prendere anche lui il treno esterno Freyer di Venere dopo l'incertezza al via. Si completano ormai gli 800 metri di corsa con Furio MTT che li passa da leader in 1, 2 e 3. All'esterno prova ad avanzare Flashpoint Call che si porta su Flying Dancer, quale a sua volta ha scavalcato Fadec Letiz, risbaglia intanto su quella curva Freyer di Venere. Numero 10 Freyer di Venere squalificato. Il primo chilometro in 1.17,9 per Furio MTT che si mantiene un paio di lunghezze avanti a Fahrenheit Griff, prova a muovere in mezzo alla pista con maggior decisione ora Flashpoint Call per aggirare Flying Dancer. La retta di là passata in 15,2, 1.33, 1 e 3 quarti di miglio. Furio MTT in fuga da Flashpoint Call che deve ancora sorpassare però Fahrenheit Griff, poi Fetonte SL. A 200 metri dalla conclusione Furio MTT è padrone del suo destino, deve portare a casa il percorso, ma a gran margine di vantaggio Furio MTT che dopo la buona prova di qualifica alla seconda corsa in carriera conferma le attese, viene a vincere su Fetonte SL che conclude molto bene al secondo posto. Al terzo Fahrenheit Griff, 39 a chiudere, 1.17,7 il ragguaglio cronometrico, tutto facile per Furio MTT. Lorenzo Baldi che è allenatore e guidatore del figlio di Owen CR, Ferdinando Righetti, il proprietario di Furio MTT. Molto bene, davvero in percorso di testa dopo ottima sgambatura, conferma l'impressione Lorenzo Baldi che alza il pollice sul traguardo, la vittoria di Furio MTT.